della montatura e del terminale. Io per iniziare, ed è una cosa che faccio già da un po', anche con un mare un po' mosso e acqua sporca, faccio un terminale invece che corto, molto lungo, come in questo caso qua, in modo che il piombo e il madre dello 0,40 sono distanti e ho 2,5 metri di terminale dello 0,22 fluorocarbon molto distante. Uso questo metodo qua come prima chance, che è ottima, fino a che non vedo che inizia ad attorcigliarsi e di conseguenza accorcio il terminale. I pesci del surf casting, anche l'ombrina, viene attratta irresistibilmente dall'acqua dolce. Per l'appunto troviamo un torrente, come in molti paesi, che attraversa Santa Margherita e sfocia proprio alla nostra destra, subito dopo quel molo. Basso fondale, medio fondale sulla parte centrale della spiaggia, tutto di sabbia, quindi l'habitat ideale per questo tipo di pesce. Non ci resta che metterci in attesa e aspettare. Prima è uscito fuori il pesce che stavamo cercando oggi, un'ombrina. Attenzione, poco dopo parte la seconda e la mormora viene a farci visita. Eccoci, è bastato poco ed è arrivata la seconda ombrina. Giornata veramente fantastica per questo pesce. Quest'oggi monto sulla mia montatura classica girellina portapiombo, una serie di perline e tubetti da fare da ammortizzatore alla mia girella moschettone, alla quale ho attaccato il mio 0,22 fluorocarbon e il mio amo dell'8. Americani, solo americani per oggi e via. Ormai entrando nella seconda ora di pesca, 6 tocche, 3 strike, niente male visto che il buio non è ancora arrivato, sta avvicinando un po' di perturbazione ma niente di preoccupante, di tempestoso, ci aiuta semplicemente a rimanere all'oscuro e più siamo all'oscuro e più i pesci non ci vedono. Quest'oggi monto terminali con il mio fluorocarbon nuovo della Shinsei 0,22, niente male, un filo per niente morbido, duro, sta rispondendo veramente bene, acqua sporca, un po' di corrente, non ho ancora trovato ingarbugli. Ma invece per quanto riguarda gli ami, io generalmente monto questi nuclear completamente curvati, invece quest'oggi ho voluto provare questo modello un po' più spesso, sempre della Nuclear dell'8, sta rispondendo veramente bene, l'americano si innesca benissimo e non sono niente male, consiglio assolutamente. All'alba delle 4:30 si fa viva la terza. Attenzione, 5 in punto, arriva la quarta. Che pomeriggio amici. Adesso anche un simpatico sparlotto è venuto a farci visita e verrà prontamente rilasciato. Un po' di catch and release amici. 6, il sole ormai sta tramontando,
sempre un pochettino di vento, il mare è sempre sporco, però quest'oggi ci sta veramente regalando tanto. Siamo venuti cercando l'ombrina e ce n'ha per il momento regalate 4. Veramente una bella giornata, condizioni giuste, tempo giusto e mare giusto fanno sì che tutto vada per il meglio. Devo aspettare 10 minuti di numero ed è arrivata anche la quinta. Guardate che colori spaziali questo pesce. Adesso proviamo un po' questo innesco misto, testa di americano, corda base e poi coreana. Vediamo un po' come va. Arriva al buio e anche la sesta si fa vedere, innesco misto americano-coreana ha colpito. Ormai le 7, siamo pronti a tornare a casa. Eccoci amici, finalmente a casa. Che dire, era veramente tanto che volevamo che uscisse un'ombrina e quest'oggi il mare ce n'ha regalata più di una. E le condizioni meteo sicuramente ci hanno aiutato, cioè mare sporco, in scaduta, ieri ha piovuto quindi l'acqua era particolarmente sporca, la vicinanza di una fonte d'acqua dolce, punto sicuramente amato da questo tipo di pesce, e la spiaggia, completamente di sabbia quasi, un po' di fango, che ci hanno aiutato sicuramente tantissimo in questa battuta di pesca. Io vi saluto, vi ringrazio, continuate a seguire il mio canale di pesca e alla prossima battuta ragazzi, le avventure continuano.